Le manifestazioni cinematografiche per i ragazzi sono sempre molto rischiose perché si può cadere o nell'eccesso di infantilismo anche al limite, oppure invece perseguire degli obiettivi più culturali che magari non vengono recepiti nella maniera giusta. In questa occasione invece al Veneto Film Festival, per quello che ho potuto vedere, così un'impressione naturalmente non definitiva, la prima impressione, è che innanzitutto numericamente sono molto cospicui e poi che hanno manifestato e manifestano un interesse che va anche al di là di quelli che sono gli aspetti che non è errato definire appariscenti del cinema, ma vanno anche alla ricerca di quelli che sono gli aspetti più difficili da capire, perché non è che non si vedano o non se ne parli, ma sono più difficili da capire, come tutte le problematiche relative alla lavorazione, alla produzione. E quindi in questa occasione, in questo festival in cui si fanno vedere i film, naturalmente, perché come tutti i festival del cinema deve presentare dei film, però si affrontano anche attraverso degli incontri, attraverso delle spiegazioni, se vogliamo chiamarle semplicemente, gli aspetti e i temi che girano intorno al cinema e che fanno girare il cinema, perché poi tutto il processo produttivo, moltissimi non sanno neanche che cos'è, per cui si fermano e si entusiasmano alla vista e all'apparizione della star o vanno e si commuovono o si entusiasmano al film e non sanno che dietro c'è un lavoro, c'è una fatica, perché anche gli attori non è che sono tutte rose quelle di cui godono, perché a volte le condizioni di lavoro sono disagiate, a volte i rapporti con i colleghi o con i registi o con la produzione non sono facili, a volte ci sono delle divergenze di ordine anche artistico, e che l'attore o il regista vorrebbe in un modo e l'attore e il regista vorrebbe in un altro, e quindi tutto questo favorisce anche la comprensione del film, e quindi il fatto che ci siano dei ragazzi che sono attratti, incuriositi, interessati a sapere questo non può far altro che favorire l'avvenire, vogliamo chiamarlo così, del cinema, che ne ha bisogno.